Un gruppo di amici tra i 17 e i 20 anni hanno trascorso, come accade spesso, il sabato sera a Forte Cosens, poco distante dal centro di Favaro Veneto, ma la serata si è trasformata per loro in un incubo. Una volta conclusa la serata qui all'interno di Forte Cosens, il gruppo, composto da una decina di ragazzi, ha deciso di andare a casa percorrendo questa stradina e proprio qui sarebbero stati aggrediti da una ventina di persone, per lo più extracomunitari. Dicono che c'erano dei ragazzi moldavi, dei ragazzi romeni, alcuni di colore, i quali hanno intimato a questi ragazzi di dargli il telefonino piuttosto che i soldi, le cuffiette e via dicendo. E poi qualcuno è stato anche malmenato, si riferisce che un ragazzo ha subito una distorsione a un polso, un altro ragazzo un colpo in testa, uno a un dente, insomma sono stati malmenati e salvo poi questi ragazzi scappare, è arrivata la polizia. Che sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda. Gli aggrediti avrebbero riferito di essere anche stati minacciati qualora avessero raccontato l'accaduto, terrorizzandoli. Evidentemente hanno anche un timore, una paura a raccontare quello che è successo. Credo che sia giusto che tutti viviamo in sicurezza, soprattutto i nostri ragazzi giovani, e quindi se da un lato è giusto chiedere che vengano incrementate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e via dicendo, dall'altro lato è importante anche che venga fatta una riforma importante della giustizia che assicuri i colpevoli alla pena e che la pena sia certa e rigorosa, di modo poi che un domani che le persone hanno commesso dei reati, hanno scontato la pena, non lo facciano più. E questo lo chiediamo con forza al governo, che vengano fatte delle pene certe e sicure.